24 ore su 24. Le notizie corrono più veloci sul web. News del mercato finanziario? Digita www.industriaefinanza.com, il primo quotidiano economico del Nord Italia. Notizie sul Veneto? www.lacronacadelveneto.com, e per Verona c'è www.lacronacadiverona.com. Guarda le ultime news sulle web TV di TG Italia, TV Veneto e tvverona.com. Collegati con il mondo. Connettiti con Industria e Finanza, la cronaca del Veneto e la cronacadiverona.com. Sul web l'informazione è in tempo reale. Presso la clinica oculistica dell'azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona, diretta dal professor Giorgio Marchini, è stato eseguito l'impianto di una protesi ottica che ha restituito l'autonomia ad un paziente affetto da cecità causata da una gravissima causticazione bilaterale. L'operazione, presentata stamani presso il polo chirurgico Confortini di Borgo Trento, è stata eseguita dopo 3 anni di infruttuosi e ripetuti interventi. Le gravissime lesioni avevano comportato un deficit delle cellule staminali limbari con totale rimaneggiamento della superficie oculare. L'unica possibilità di ripristinare l'uso della vista è stata quella di impiantare una keratoprotesi artificiale. Viene applicata della mucosa buccale che assomiglia un pochino a questa, ma questa è la fase finale, per ricostituire tutta la superficie oculare, e contemporaneamente questa protesi, che è fatta di materiale acrilico, viene impiantata nel tessuto sottocutaneo per farla colonizzare dal tessuto fibrovascolare, come vedete qua. Un paio di mesi dopo viene asportata, pulita, innestata, in maniera da ottenere l'abbinamento e la tolleranza fra il tessuto artificiale e il tessuto biologico umano. Intervento eccezionale che, vista appunto l'eccezionalità, ha avuto bisogno di un'autorizzazione specifica da parte del Ministero della Sanità. L'autorizzazione è arrivata, siamo riusciti a ridare la vista e quindi a ridare la vita a un paziente che per 3 anni non era riuscito a trovare, come dire, beneficio dalle cure che erano state date. Nonostante questo, con questo intervento risolutivo si è riusciti appunto a riportarlo alla normalità. Sono 1556 le domande di contributo per servizi di consulenza finalizzati all'ottenimento di certificazioni da parte delle piccole e medie imprese che sono state ammesse dalla Regione. La graduatoria completa dei beneficiari è stata pubblicata sul bollettino ufficiale dalla Regione. Erano 1729 le domande pervenute in risposta al bando per la concessione di contributi alle PMI venete per servizi di consulenza mediante i quali ottenere certificazioni, emanato in attuazione del programma operativo regionale 2007-2013. L'assessore regionale all'economia Isi Coppola ha sottolineato che l'importo stanziato, pari a quasi 5.900.000 euro, consentirà di finanziare le prime 699 aziende in graduatoria. Per le successive bisognerà attendere la disponibilità di ulteriori fondi. Secondo i dati in possesso della Caritas regionale, circa 250 profughi su 290 presenti non hanno ottenuto lo status di rifugiati. In base alle leggi vigenti, quindi, dovrebbero essere espulsi. A Padova, dalla parte degli immigrati, si schierano CGIL, CISL, UIL, ACLI e Caritas. Secondo la CGIL, anche coloro i quali non hanno ottenuto il riconoscimento dell'asilo politico, proprio in base alle normative vigenti, possono ottenere un permesso per motivi umanitari. Molti immigrati sono passati al contrattacco, facendo ricorso contro il provvedimento tramite studi legali dei patronati sindacali. Non hanno ancora dato alcun esito le ricerche di 2 fratelli pescatori di Chioggia in provincia di Venezia, di cui non si hanno più notizie da ieri, dopo che erano usciti in mare a bordo di un barchino di circa 5 metri per raccogliere le reti calate 2 giorni prima. L'allarme è scattato ieri pomeriggio, quando i 2 non hanno fatto ritorno a casa. Si tratta di Lucio e Giorgio Tiozzo, rispettivamente di 48 e 44 anni, entrambi chioggiotti. Imbarcazioni della Capitaneria di Porto di Chioggia, Guardia di Finanza, Carabinieri e Vigili del Fuoco hanno pattugliato il mare fino a sera. La Capitaneria di Porto, con un'imbarcazione, ha poi proseguito la perlustrazione della zona anche nella notte. Per ora non è stata trovata alcuna traccia dei dispersi. Oggi le ricerche continuano con l'ausilio di un elicottero sia in mare che in laguna. È stato richiesto l'intervento di sommozzatori per fare alcune verifiche. Si perlustra in particolare il tratto davanti all'isola di Pellestrina fino alle foci di Brenta e Adige. Si
profila un periodo difficile per gli automobilisti veneziani, minacciati dallo sciopero annunciato dai gestori a partire da novembre, oltre che spettatori impotenti del blackout petrolifero annunciato dagli operai delle raffinerie Eni di Porto Marghera. Dalla prossima settimana, quindi, fare benzina potrebbe essere molto difficoltoso. Il blackout petrolifero della durata di una settimana causerà rallentamenti nella distribuzione, ma non di approvvigionamento, con la possibilità che alcuni distributori rimangano senza carburante. Né il blackout petrolifero né gli scioperi avranno tuttavia conseguenze sui prezzi, che non aumenteranno. Crisi e imprese, Nord-Est e il futuro post-Rais. Da Maltauro a Gemmo, cosa sarà per le imprese venete che con Gheddafi avevano scambi per 2,5 miliardi di dollari? Tutti i particolari su Industria e Finanza. Ore su 24, le notizie corrono più veloci sul web. News del mercato finanziario? Digita www.industriaefinanza.com, il primo quotidiano economico del Nord Italia. Notizie sul Veneto? www.lacronacadelveneto.com e per Verona c'è www.lacronacadiverona.com. Guarda le ultime news sulle web TV di TG Italia, TV Veneto e tvverona.com. Collegati con il mondo. Connettiti con Industria e Finanza, la cronaca del Veneto e la cronacadiverona.com. Sul web l'informazione è in tempo reale.